Assume lo arribao. Se voce non mi interessa. Sì. Praticamente si mette. Con questa sorta di ascensore che in gergo viene chiamata la gabbia stiamo scendendo 500 metri sotto il livello del suolo per andare nelle gallerie dove si scava il carbone. No, ogni tanto lo prendiamo. Ecco, adesso siamo arrivati, siamo 373 metri sotto il livello del mare ma 500 metri sotto il livello del terreno. Quanto sono lunghe queste gallerie? Avremo un'estensione di circa 15-20 km di gallerie complessivamente. Questo strumento che lei ha in mano che cos'è? Questo qui serve per rilevare il metano, la presenza di metano CH4 e della percentuale di ossigeno che c'è in atmosfera. Quindi diciamo per sicurezza di chi lavora qui sotto monitorate l'aria. Sì. Prima agli albori si usavano i canarini, i topolini. Dove ci troviamo qua? Allora, qua ci troviamo all'ingresso del cantiere di tracciamento. Il tracciamento è praticamente diciamo, lo scavo delle gallerie che delimitano il pannello di coltivazione. Quindi qui scavano le gallerie nuove? E qua è una, se volete vedere, ci troviamo esattamente in questa zona qua. Questa è una piantina della miniera. Siamo scesi dal pozzo, abbiamo fatto la galleria di strutture e adesso stiamo andando a visitare quella che è la galleria di testa del pannello di coltivazione. Adesso stiamo andando in una delle gallerie che si stanno scavando per avvicinarsi al giacimento di carbone e in questo punto siamo proprio sotto il mare, cioè sopra di noi c'è l'acqua del mare, 400 metri sopra. Questo è il carbone. Questo è il carbone. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Dove sei? Di San Giovanni su Vergine. E quanti anni sono che lavori qua? Un anno, circa un anno. Ho iniziato a gennaio del 2008. Quanti anni hai? 30. E hai famiglia? Sì. Ho una moglie e aspetto un figlio. È un lavoro che desideravi fare o ti è capitato così? Mi è capitato, sì, diciamo che mi è capitato. Visto che poi comunque in questa zona, in questo ambiente, i lavori sono un po', diciamo, che lasciano un po' a desiderare, quindi comunque questo è un lavoro sicuro. Servo dei razzini che stiamo marciando! Via! Continuiamo ad andare avanti nella galleria, c'è polvere, c'è un gran caldo, umido.
Is there anyone home? Come on, girl. Donna in miniera? Sì, donna in miniera, ma soltanto da quasi 2 anni. Ora, Di dove sei? di Carbonia. Che fai qua? Mi occupo di sicurezza e la miniera è sempre stata all'avanguardia da questo punto di vista. Ovviamente cambiano le tecniche, cambiano le tecnologie, cambiano i dispositivi di protezione sia individuale che collettiva a disposizione, e quindi c'è sempre un miglioramento che cresce nel tempo. Ecco, questo è il punto più avanzato dove si scava proprio il carbone. Questa macchina che è in azione è la tagliatrice e questa viene chiamata la coltivazione. Perché la chiamate coltivazione? La coltivazione, il gergo tecnico appunto, è ciò che indica l'estrazione del minerale. Quindi questo qua è il cantiere in cui è il cuore della miniera praticamente, in cui viene fatto il 90% della produzione della miniera, è appunto il cantiere di taglio. La tagliatrice si muove lungo la rimonta, asportando una lunghezza di 80 cm di pannello per 200 metri di lunghezza. Tanti anni che lavora qua giù? 21 anni. Lei è figlio di minatori? Sì, c'è anche la tradizione dietro. Quasi tutti noi siamo figli di minatori. Chi è che aveva minatore? Suo padre, suo nonno? Mio padre. Alla fine succede che poi alla fine piace anche quello che si fa. Perché è disagiato, ci sono le fatiche. È importante tenersi il posto di lavoro, però se non c'è in qualche modo una forma, chiamiamola di piacere, nessuno rimarrebbe a lavorare qui dentro. E i suoi figli? I miei figli, io mi auguro che prendano un'altra strada naturalmente. Voglio che continuino gli studi fino all'università possibilmente. Il mio compito è condurre la macchina, la tagliatrice. È questa qua? Questa è la lama, guardala, inquadrala. Sì, sono i taglienti, la ruota con i taglienti. Adesso stanno sostituendo delle parti, no? Adesso stanno stringendo il bullonnaggio di una parte, di quella parte che si chiama patana, e poi stiamo cambiando i taglienti che si usurano come tagliamo, soprattutto quando troviamo del materiale molto duro come la roccia, vengono sollecitati tantissimo e quindi ogni tanto bisogna fermarsi e cambiarli, sostituirli. Da queste gallerie nella profondità della terra il carbone viene portato in superficie con dei nastri, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 400.000 tonnellate l'anno che finiscono alla vicina centrale termoelettrica. Questa miniera, ora di proprietà della regione Sardegna, rimasta aperta anche grazie alle dure lotte dei lavoratori, dopo anni difficili ha cominciato a riassumere. Non è come prima, nel senso il minatore di adesso non fa gli stessi lavori che faceva un minatore di un tempo, adesso è tutto più semplificato, più automatizzato, ci sono computer, PLC, quindi viene comandato non più manualmente l'attrezzatura qua, ma tramite computer. Sono tanti anni che lavori qui? Quasi 2 anni. Hai famiglia? Sì, sono sposato da marzo. Quindi fresco dal matrimonio, grazie anche a questo lavoro che mi sono potuto permettere di sposare. Sono trascorse 7 ore, il turno è finalmente finito. Fuori è giorno, ma qui sotto nessuno se n'è accorto. Si risale, si deposita l'attrezzatura, si ritira la targhetta di riconoscimento, ci si lava e si torna a casa.